Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli, apertura dedicata ai dati della pandemia con 4 decessi da Covid, tra i quali un 64enne di Trieste e 737 nuovi contagi. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,77%. Sono inoltre 14.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 289 casi, 1,93%. La prima fascia d'età per quel che riguarda il contagio è la 40-49 anni, 19,67%, seguita dalla 30-39, 16,42%, dalla 20-29, 15,60% e dalla 0-19, 14,93%. Infine la fascia d'età dai 50 ai 59 anni, 14,79%. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 283. Si riunirà domani il Comitato Tecnico Scientifico per pronunciarsi sull'eventuale accorciamento dei tempi di quarantena per i vaccinati con 3 dosi che si sono trovati a contatto con persone risultate positive al Covid. Un'ipotesi, quella dell'accorciamento dei tempi della quarantena, sostenuta dal Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nella sua veste di Presidente della Conferenza delle Regioni. Quarantene ridotte per i vaccinati asintomatici e scuole in presenza a tutti i costi. Sono questi 2 punti su cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, vuole insistere per evitare che la nuova ondata di contagi paralizzi nuovamente il Paese, così come è successo con lockdown e zone colorate. Il primo punto, in accordo con la maggior parte dei Presidenti di Regione, è la modifica alle regole della quarantena. Fedriga si è detto d'accordo con le ipotesi avanzate dall'infettivologo Matteo Bassetti, che ha proposto una quarantena ridotta per i vaccinati asintomatici. Attendiamo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, ha detto Fedriga. Io penso che la quarantena vada tolta per chi ha effettuato la 3ª dose. Dobbiamo sì garantire la sicurezza sanitaria, ma al contempo non dobbiamo bloccare il Paese. A questo proposito, occhi puntati sulle scuole. Stiamo lavorando, conclude il Presidente, per tenere tutte le scuole in presenza. Tutte le regioni hanno questo obiettivo ben chiaro, ma ovviamente la campagna vaccinale è indispensabile. Ed ora andiamo a Pordenone, dove la polizia ha presentato il bilancio dell'attività 2021 e numeri in crescita, in particolare per quanto riguarda le attività sul territorio. 28 gli arresti con 64 ammonimenti del questore per stalking e violenza domestica. Sì, buongiorno dalla Questura di Pordenone, tempo di bilanci per la Polizia di Stato, un territorio alla destra tagliamento che è ancora alle prese con l'emergenza Covid. Allora, signor Questore, il territorio parla, come dice lei spesso, parla dicendo che cosa? Un territorio sicuro? Sì, in questo consuntivo di fine anno sicuramente ci consegna una fotografia dove attraverso l'attività di prevenzione il territorio parla e la sicurezza passa innanzitutto per la prevenzione, attraverso poi anche il rispetto delle regole e la legalità, ci consegna dei numeri e dei dati dove possiamo parlare di una sicurezza reale e quindi anche di una sicurezza vissuta qui nella destra tagliamento. Si terrà alle 17 di oggi la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale parteciperanno i sindaci friulani, il prefetto di Udine Massimo Marchesiello. All'ordine del giorno le linee guida in vista delle festività di fine anno. In un contesto segnato dalla crescita dei contagi saranno valutate le misure per ridurre assembramenti nelle piazze e i controlli per eventuali feste aperte al pubblico, vista la chiusura delle discoteche per Covid. In fase di definizione anche la possibilità di annullare tutti i fuochi epifanici. Rapina a mano armata a Trieste prima di Natale. Un imprenditore è stato fermato da 2 uomini mentre stava tornando a casa in costiera. Grazie alla sua prontezza però i malviventi non sono riusciti a entrare nell'abitazione. Ci colleghiamo con Andrea Pierini. Buongiorno da Trieste, precisamente dalla strada costiera che vedete alle mie spalle. La notizia è di alcuni giorni fa, risale infatti all'antivigilia di Natale, il 23 dicembre, quando un uomo, Fabio Baldè, stava rientrando nella sua casa proprio qua sulla strada costiera. Improvvisamente, era buio, improvvisamente si sono palesati 2 uomini stranieri ma che parlavano correntemente l'italiano, che con una pistola gli hanno intimato di
consegnare tutto quello che di prezioso avesse con sé, circa 2000 euro, un orologio importante il cui valore non è stato reso noto. A quel punto i due uomini però non erano contenti della refurtiva che erano riusciti a raccogliere e con una pistola, verosimilmente giocattolo, sono saliti a bordo dell'autovettura, l'hanno preso per il collo e gli hanno detto: bene, noi adesso entriamo in casa con te. A quel punto l'imprenditore è riuscito a divincolarsi dalla presa, è scappato fuori dall'auto, è caduto più distante rispetto a dove erano i rapinatori e si è ferito. I due uomini evidentemente sono stati presi dal panico e hanno desistito dai loro intenti e si sono dati alla macchia. L'uomo Baldè è abbastanza noto in città, è un imprenditore, possiede tra le altre cose una casa di riposo, l'Hotel Fernetti, nella zona appunto di Fernetti dove c'è il valico confinario. Al momento sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato, chiaramente il riserbo è massimo come sempre in queste situazioni. Se non ci sono domande da studio io ti restituirei la linea. Grazie Andrea Pierini. Migliorano le condizioni di Maurizio Zamparini. L'imprenditore friulano è stato sottoposto ieri all'ospedale di Udine a un intervento chirurgico urgente dopo l'aggravarsi di una forma di peritonite che lo aveva colpito nei giorni scorsi. Dopo l'operazione era stato ricoverato in terapia intensiva dalla quale è uscito. Si trova al momento in subintensiva in prognosi riservata. Spavento per una famiglia di San Giorgio di Nogaro che ieri intorno alle 21, mentre viaggiava lungo l'autostrada A4, si è imbattuta in un piccolo branco di cinghiali. L'impatto con uno degli esemplari è stato inevitabile. L'animale è morto, l'auto ha riportato danni ingenti. I componenti della famiglia, padre, madre e figlio di 1 anno, sono rimasti illesi. L'impatto si è verificato all'altezza di Latisana. Sul posto la polizia stradale, Autove Venete e il soccorso stradale. Versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. Un operaio di 30 anni che lavorando su un trabatello ha perso l'equilibrio ed è caduto. È successo questa mattina alle 8 in un cantiere edile dietro al centro commerciale di Buia all'altezza della rotonda per Maiano. Un soccorso dall'equipe medica è stato ritrasportato all'ospedale di Udine. Manca ancora la conferma del Consiglio regionale chiamato ad eleggerli a breve, ma i grandi elettori del Friuli Venezia Giulia che dovranno votare il prossimo Presidente della Repubblica hanno già un identikit. 3 nomi, 2 certi e uno da individuare. Il Friuli Venezia Giulia dovrà indicare 3 grandi elettori che dal 18 gennaio saranno chiamati a eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. I papabili sono Mario Draghi su tutti, Silvio Berlusconi che sogna il Quirinale e poi l'outsider Pier Ferdinando Casini. In realtà il puzzle è molto lontano dall'essere definito e chi entra Papa in conclave di solito esce cardinale. A eleggere il Presidente del Parlamento in seduta comune, quindi senatori e deputati e poi 3 delegati per regione, scelti dai consigli regionali ad eccezione della Valle d'Aosta che ne esprime 2. Attenzione, i grandi elettori sceglieranno su base politica e non su indicazioni del Consiglio. Venendo alle questioni locali, dei 3 nomi 2 dovrebbero essere blindati: Massimiliano Fedriga in qualità di Presidente della Regione e Piero Mauro Zanin, Presidente del Consiglio. Il terzo dovrebbe essere espressione della minoranza. All'ultima votazione fu scelto Renzo Tondo insieme a Deborah Serracchiani e Franco Jacob. È dunque facile immaginare che questa volta tocchi a Sergio Bolzonello come ex candidato del centro-sinistra ed esponente del PD, partito con il maggior numero di voti. Diego Moretti, capogruppo Dem, comunque precisa che al momento non abbiamo ancora deciso, ma ci confronteremo con il resto dell'opposizione. A Udine slitta per la seconda volta il pagamento dell'acconto Tari, il cui termine era previsto per ieri. L'assessore al bilancio Francesca Laudicina rassicura i cittadini che non ci sono termini di scadenza e che non ci saranno sanzioni. Quest'anno a Udine l'acconto Tari si potrà pagare oltre la scadenza prevista per il 27 dicembre. L'assessore al bilancio Francesca Laudicina rassicura i cittadini che non ci saranno sanzioni. Sappiamo che alla data di ieri ci sembra che sia stato consegnato circa l'80% dei bollettini e quindi verrà completato, crediamo, nel giro di qualche giorno anche il 100%. Per questo motivo, appunto, si può pagare, abbiamo stabilito che si potrà pagare con ritardo senza naturalmente nessun tipo di sanzione. Stavamo già valutando di differire il pagamento del saldo in modo tale da poter consentire di avere un tempo maggiore tra l'acconto e il saldo e toccare in maniera diversa anche le tasche dei cittadini.
In Friuli Venezia Giulia i saldi invernali cominceranno il 5 gennaio. I commercianti, finora delusi da un dicembre con più bassi che alti, sperano di salvare un'intera stagione. Passato il Natale si inizia già a pensare ai saldi invernali. In Friuli Venezia Giulia inizieranno il 5 gennaio e potranno durare sino al 31 marzo. Sicuramente sono un grande aiuto perché comunque abbiamo il magazzino ovviamente da smerciare e speriamo che ci sia interesse per i saldi e soprattutto speriamo che con la nuova collezione che avremo in casa per la primavera-estate le cose siano decisamente migliori. Un'occasione per far conoscere la propria attività, far bella figura e fidelizzare la clientela, alla ricerca sì dell'occasione, ma anche per quella più esigente dell'unicità del capo. Un calo del 30% rispetto al 2019, l'anno del boom della ristorazione a Trieste. L'intero settore traccia un primo bilancio delle feste, di positivo la possibilità di lavorare, di negativo le minori presenze. Il problema più grosso è stato quello delle cene aziendali, ma Natale e Capodanno i ristoranti sembrano invece resistere, anche se certi paragoni con il passato sono pressoché impossibili. Al 2019 devo dire che è un anno difficile da mettere in relazione con gli altri perché è stato l'anno dove i numeri sono veramente saliti in maniera esponenziale. Comunque parliamo di una perdita sicuramente di un 30%, questo di sicuro. A incidere chiaramente la mancanza di turisti, ma rispetto al 2020 la situazione è decisamente migliore. La cosa importante è che quest'anno siamo riusciti a stare aperti e questo è fondamentale per le nostre aziende, per i nostri collaboratori, per riuscire a vivere una certa normalità, questo anche per i clienti stessi. Resta poi da capire come gestire il futuro della ristorazione, in particolare a Trieste, una delle città d'arte. Questi periodi ovviamente, soprattutto gennaio-febbraio, periodi dove normalmente abbiamo comunque dei cali di lavoro, sia perché dopo le feste, sia perché ci sono le normali influenze stagionali, saranno dei mesi di forte contrattura. Bisogna concentrarsi sul periodo ovviamente primavera-estate, perché quello abbiamo visto già nella prima fase, un periodo dove si ritorna a una vera normalità, concentrare le forze del comparto in quei periodi e in questi magari andare un po' in difesa. Il telegiornale termina qui, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.